Ciao a tutti e ben ritrovati! Quest'oggi vi presento la ricetta della zucca in saor. Il saor è un tipico e antico condimento veneziano che può essere utilizzato su molti ingredienti. Noi conosciamo tutti le sarde il saor, però in questo caso lo utilizzeremo per la conservazione e la degustazione della zucca delica. Gli ingredienti che servono sono la zucca delica, che verrà pelata, verranno tolti i semi e verrà tagliata in modo piuttosto sottile perché poi deve essere cotta in padella, i pinoli, l'uvetta che io ho fatto già mollare in acqua tiepida, le cipolle bianche, il vino bianco, l'aceto, il sale, il pepe e l'olio d'oliva. Ora accendiamo il fuoco e scaldiamo la padella. Dopodiché, quando sarà un pochino calda, andiamo ad aggiungere un po' di olio d'oliva e appena sarà caldo aggiungiamo la nostra zucca tagliata piuttosto finemente, poi vi regolate in base alla quantità di zucca quanto olio mettere. E dopo qualche minuto che la zucca è sul fuoco con l'olio andiamo ad aggiungere un po' di sale e anche un po' di pepe macinato al momento. Poi, per agevolare un po' la cottura, andiamo ad aggiungere dell'acqua e dopo aver mescolato un pochino lasciamo sul fuoco, chiudiamo magari con un coperchio e quando la zucca sarà pronta potremo prepararla con il saor. Iniziamo a preparare il saor. Pentola calda, mettiamo un bel po' di olio d'oliva, quando si sarà un attimino scaldato aggiungiamo le nostre cipolle tagliate finemente, utilizzate una mandolina così saranno tutte dello stesso spessore. Ok, poi le andiamo un pochino a mescolare, le faremo un pochino appassire. Aggiungiamo innanzitutto un po' di sale, non molto perché ne abbiamo messo anche un po' nella zucca, e mettiamo del pepe fresco un pochino macinato e mettiamo anche qualche invece chicco proprio di pepe intero fresco che poi eventualmente quando mangiate il saor potrete anche togliere. Ora alziamo la fiamma, spostiamo leggermente le cipolle e andiamo ad aggiungere il nostro vino bianco. Che deve andare a perdere un pochino del suo alcol. Quando sarà un pochino evaporato, poi andremo ad aggiungere anche l'aceto. A questo punto abbiamo messo il vino e andiamo a mettere anche l'aceto di vino bianco che darà proprio il gusto al nostro saor. Tra qualche minuto, quando le cipolle saranno abbastanza appassite e avranno il profumo dell'aceto, andremo ad aggiungere i pinoli e l'uvetta. Ora che le nostre cipolle si sono appassite, mettiamo l'uvetta che ho già precedentemente strizzato un pochino con le mani e i pinoli. Amalgamiamo tutto bene e lasciamo sobbollire proprio ancora un paio di minuti e poi spegniamo il fuoco. Iniziamo a preparare la zucca. Allora, innanzitutto la facciamo a strati, quindi partiamo con la zucca, la distribuiamo sulla pirofila e dopodiché, quando sarà fatto il primo strato, possiamo iniziare a mettere il nostro saor e poi andremo a conclusione sempre a strati di tutti gli ingredienti con tutto il suo
sugo. La nostra zucca insaura è pronta. Io vi consiglio prima di degustarla di lasciarla raffreddare e di lasciarla al fresco almeno 24 ore prima di essere consumata. Io vi aspetto alla prossima video ricetta e vi chiedo di seguirmi sulla mia pagina di Degusta e Scopri il Veneto in Facebook ed anche seguendo l'app. Grazie, ciao, a presto!